A proposito di politica, signori, io lo so, non vi piace parlare di politica, ma io con noi, guardate, ho due politici incredibili. Prego, signori. Grazie, grazie. Buonasera. Buonasera. Lei cos'è, assessore? Onorevole. Vabbè, ho capito, ma ha un assessorato e un consigliere regionale? Non mi interrompa, mi faccia parlare. Sono Elettori. onorevole Soro. Sì, ma lei è consigliere, un assessore. Amici, Consigliere regionale alla provincia. mi scusi, Ma cosa vuol dire consigliere provinciale? Allora alla provincia? provinciale Ma alla regione. Sì, mi scusi, si può dare a una perra come dicono nella zona? guardate, non si può Si lasci fare. lavorare. Lo gonfiamo, come quello lì. Guardi, io vado da Ci quel lasci signore là. lavorare, Vado da quel signore là. Ah, che mi devo dire? Buonasera elettori, siamo qui oggi riuniti in questa piazza per Per parlare parlare del del nostro futuro siamo riuniti in questa piazza oggi. Onorevole Fioris, Onorevole Solo. Mi scusi. No, mi scusi lei. ma ne pare, ma si figuri. Si figuri, ma prego. Bene, noi siamo qua non certo per buttare parole al vento, ma per sostenere dei fatti. Vado quindi ora ad elencare i nostri nuovi punti del nostro programma. Punto A. Aumenteremo le pensioni fino a 4.000 euro all'anno. Abbasseremo così tanto le tasse che per pagarle dovrete mettervi in ginocchio. Così vi avremo messo in ginocchio 2 volte. Bravo. Grazie, non mi interrompa, dottor Fiore. Punto E. Basta con le classi sociali ed è per questo che noi ricchi ci abbasseremo lo stipendio dello 0,03% annuo. Andiamo avanti con il nostro programma dicendo basta con le mazzette, che non sono botte in pugliese, basta con le mazzette. Andiamo avanti dicendo anche basta col razzismo sul lavoro ed è per questo che noi bianchi aumenteremo il lavoro in nero, così noi potremo riposarci un po'. Ottimo. Diciamo, grazie. Basta con i clandestini che entrano nel nostro paese con i gommoni. Ma cosa sperano di cancellare? Ragazzi, cazzata voi. Grazie per la fiducia, elettori. Grazie. Andiamo direttamente al punto G. Per tutte le donne che entro il 2006 concepiranno un figlio, avranno in premio 20.000 euro, va bene? Purché il figlio lo concepiscano col sottoscritto, è un bel ragazzo come me, cioè se lo merita un po'. Ed infine il punto croce per tutte le signore che vorranno lavorare a maglia. A lei la parola, onorevole Fioris. Grazie onorevole Soro, bel programmino. Le mani giù a posto, Prego. Noi siamo per il benessere del cittadino. Bravo. Perché noi non siamo venditori di fumo. Però se vi serve erba, pasticche e quant'altro, ecco, chiedetecelo pure. Perché noi siamo per togliere le droghe dalla strada. Bravo. Quindi se vi serve qualcosa chiamateci a casa, ok? Si sa mai. Entriamo nel vivo del nostro programma. Ecco, primo, noi non aumenteremo le pensioni, ma aumenteremo gli alberghi e gli hotel per un incremento esagerato del turismo degli anziani, che sono più dei giovani. Va bene. Secondo, una bella bistecca ai ferri, patate fritte e un bel bicchiere di vino rosso. Perché il rosso, mi scusi? Di sinistra. Ah, vabbè, giusto. Terzo, non si possono lanciare slogan così, basta con le mazzette. E i muratori come fanno nei cantieri, Ha ragione, ci avevo pensato. Sono d'accordo col collega per quanto riguarda il punto G. Bravo. Grazie. Basta col lavoro giallo-nero, Guardi che veramente sì, c'è lavoro in nero. Sì. Ah sì? E i cinesi dove li mettiamo? Ha ragione, ci avevo pensato. Ma non sono d'accordo a esporre un solo programma ed è per questo che questa sera su Rai 1 andrà in onda il film La Grande Truffa con Stefania Nobile e Vanna Marchi, regia di Don Nascimento. Su Rete 4 I Raccomandati conduce Carlo Conti con Emilio Fede, Costantino e Daniele. Su Canale 5 Zelig, comicità e risate con Silvio Berlusconi e Romano Prodi. Onorevole, complimenti per il suo programma. Complimenti per i vostri programmi. Complimenti, veramente. Mi avete lasciato scioccato. Venga a votarci domani e dopodomani. Va bene. Noi facciamo le votazioni oltremodo, tutta la settimana se vogliamo. Bene. tutto l'anno, ecco. Grazie, votateci, cittadini. Votateli, votateli, Votateci e votateli.